Dove l'ho messo? Ieri l'ho lasciato qua in ufficio. Dove sta? Se picchiamo una smartphone. Intelligenza tecnica, si quando ti servono non si fanno a trovare. Ah, eccolo. Ma già deciderò il tasto costo, tieni pure una musichetta in merda quando si appicci. Che bella cosa i promenori. Ok Norcia, chiama assessore Roberto Mangione. Pronto? Assessore carissimo, sono Alfonso. Come d'accordo ho aspettato stamattina per chiamarti. Ciao Fo, hai fatto bene, la delibera è stata accettata per fortuna dal Consiglio regionale. Pertanto possiamo fare come da programma la festa di Sant'Ingordo a Spray a Mare. Assessore, Spray a Mare? No, Spray a Mare, è un altro comune più vicino, più in collina. Uffu, viene meglio. Ho capito, ma a fondi come stiamo? Non ti preoccupare, sono riuscito a farmi erogare dal Consiglio regionale un contributo di 15.000 euro. Benissimo, oltre le nostre aspettative. Momento, aspetta, non devi scordare che 5.000 euro in pratica sono già destinati alla Onlus che si è prodigata per le pratiche di rito. Se no, non si poteva fare niente, la presidentessa si è data molto da fare. Capisco. Tua sorella è una figlia, è una scompagliosa. Che può fare? È una cosa di famiglia, buon sangue non mente. Comunque godiamo di un buon margine. Possiamo veramente organizzare un grande evento. Perfetto. Mi raccomando però, fa un bel lavoro, porta bei nomi, un bel palco e non scordarti le luminarie. Non ti preoccupare, ci avevo già pensato. Piuttosto, qualche preferenza per qualche artista in particolare? A me piacerebbe Gigi D'Alessio, che ne so, Massimo Ranieri, Renzo Arbore. Mettiamoci pure a Stevie Wonder e a Paul McCartney. Si può fare. Assessore, non pensiamo. La Onlus. Ah già, vabbè, vedetela tu, lo sai che da parte mia hai piena fiducia. Grazie Assessore. Come raccolgo qualche dato di spesa passo da te a Napoli e ci mettiamo d'accordo, va bene? Perfetto, va benissimo Alfonso, ci sentiamo e buon lavoro. Stati bene! Spray a mano. Mai sentito? Chi lo sa? Io lo so. Noi smartphone sappiamo tutto o quasi. Grazie a noi comunicate, giocate e vi svagate. Siamo i custodi delle vostre immagini più belle, i diffusori dei vostri pensieri più profondi. La verità è che non potete più fare a meno di noi. Siamo il vostro nuovo arto, il vostro nuovo senso, un appendice, un membro. Devo su membrami. Piuttosto, portami a Spray a Mare. Navigazione verso Spray a Mare. Percorso più veloce, 217,3 km. Traffico regolare, tempo di percorrenza 2 ore e 38 minuti. Tratta con pagamento pedaggio. Benissimo, chiamiamo subito il service. Ok, Norcia, chiama Salvatore Service. Composizione numero. Salvatore Davio, ditta pacca luminarie, prego, chi parla? Ciao Salvatore, sono Alfonso. Chi è Alfonso? Alfonso Puccio, l'impresario. Salvatore, la festa dei pacchianelli. Ah, Pozzo, tu dici Alfonso. Pozzo, caro, che mi dici? Cosa dici? Buone notizie, l'assessore mi ha appena comunicato che è stata approvata la delibera per la festa di Sant'Ingordo. Chi stai usando tu? Io Sant'Ingordo. Non ti imbrogliare, Sant'Ingordo. Il nome è Tingordo. Cosaccio, usando con Pucciolozzo in mare, che altro come te? mi piace, Sant'Ingordo. Dici, ma che mi fa? Poi sto a disposizione. La piazza centrale di Spray a Mare la conosci bene? Si tratta di montare il palco, di addobbarlo con fiori e quinte. Conserva tu, impianto luce. L'assessore si è raccomandato soprattutto per le luminarie. Stai in mano al latte, poi. Salvatore, ma che mi fa con il latte? Stai in mano al latte, stai in mano a me che sono come messaggero, questo voglio dire. Stai a posto, stai in mano al latte. Dunque, a piazza che non conosco bene, cioè, rampa 2 ore di tempo e ti mandi il preventivo. Preventivo? Salvatore, si lo fa. Ne a me presso, mi puoi dire più o meno la cifra orientativa? Che la bastiera mia che ti già dicevamo, sempre perché sei un amico, facendo... Tu volessi fare un 6 standard.
Non sei porto, un armadio. Ma io mica mi già sposato, Salvatore. 6 per 6. 36. 6 per 7. 42. 6 per 8. Un 6 per 8 standard, è una cosa come lo faccio sempre, 6 per 8 standard. Lo faccio per te, guarda, una lira, meno, 8.000 euro non mi può dare. Ma 8.000 euro, ne Salvatore, ma chi mi dà tutti questi soldi? Ma tu lo sai quando ha stanziato il comune per questa festa? Allora ti hanno messo in mano 15.000 euro, senti a me, fa. Sì, Salvatore, ti sciuppavano a mano. Io devo fare tutto con 5.000 euro. Allora, guarda, proprio perché se tu 8.000 euro, facciamo 4.000 euro e ci ascina, va buono? Però senza fuoco e senza luminaria, perché con quello non ci trasi più, io ci ho già campato, fuoco, perché se tu magari... Guarda, a 4.000 ci possiamo pure arrivare, però i fiori luminari mi ha mettere. Sa che faccio? E i ciuri che pigliano per di 2 cimiteri, così a fare una cosa. Però per i luminari no, quello si debbono costruire, i luminari si fanno apposta, non ne posso fare, i luminari a malava. Ma perché? Non ci può mettere che è Natale? A us mette la stella cometa, fuoco, però per dare una bella pensata, sa che faccio? A stella cometa, la giri sotto il coppa, faccio un pennacchio di Vesuvio. Potremmo fa. Va buono, allora ci sentiamo, che mi fa? Mi raccomando, trattami bene. Fammi fare una bella figura. Tu lo sai, io ti penso sempre. Senti a me, tu quando ti mangi i soldi miei insieme a comare tu, tanto pensa a me, Si sembrano un amicone, so qua i tuoi ordini, a tua disposizione, quello che vuoi. Quando vuoi, facciamo tutto quello che vuoi tu. Ci sentiamo presto. Ciao. Ciao, Salvatore. Scusa Alfonso, ma la cifra stanziata dal comune non era 15.000 euro? Com'è che sono diventati 5.000? Tu che hai una memoria digitale, ti dovresti ricordare quello che ha detto l'assessore. Non dimentichiamoci della onlus. Alla quale andranno i 10.000 euro. 5, perché gli altri 5 devono andare alla mia onlus. E mi sembra giusto, qualcosina può fare spesa. Mi aveva parlato del cantante. Vediamolo. Ok, Norchia, mostra video. Avvio video Nino Montillo. Tu respiri e poi siamo non ti spoglia che ti spogli. A quanto tempo voglio fare? Ti prego no, non mi fermare. Mentre respiro in cuore a me, mi dice voglio solo a te. Stammi toccando e stelle non mi fa care. Non piazza e stoffa fra me e te, nato minuti a dacare. E poi una cosa solo a dipendere a te. E mi faccio pure l'ombra fanno amore, assomigliano a me e te. Oh, questo sfonda da scritturare subito, se avete che costa poco. Ok, Norchia, chiama Gaetano Suono. Composizione numero. Poi Alfonso. Ciao Gaetano, ho visto il video del cantante che mi hai mandato, devo dire la verità, mi piace. Ti è piaciuto, eh? Hai sentito che voce, che impostazione e che gorgheggia? Alfonso, modestamente, io tratto solo il stop. Vabbè, non ci allarghiamo. Torniamo a noi. Ma quanto ci vuoi può far venire? Normalmente lui esce per 1.000 euro. 1.000 euro? E non fa scia, Gaetano, avesse pigliato fritto. Sentimi bene, al comune mi hanno dato 4 spiccioli, 5.000 euro, di cui 4.000 euro già li ho spesi per il service. Wow, tutti questi soldi per un parcadella. Un palcatiello va bene, ma la spesa principale sono le luminarie, si devono fare apposta. Che ci mettiamo a roba Natale? Parliamoci chiaro, Gaetano, questa volta devi mettere da parte il tuo guadagno. Io lo so che tu non paghi i due artisti più di 50 euro. Alfonso, non mi puoi trattare così, eh? Infatti stai pensando pure a te, passimi un altro paio di nomi e così faccio uscire 50 euro pure per te. Sì, 50 euro. Però aspetta. Ti voglio confidare che sto chiudendo il contratto col comune di Castellammare di Stabia per la festa di San Catero. La città è grossa e non ti faccio pigliare conto. Vabbè, ho capito, Alfonso. Facciamo così. Mi fido della tua parola. Tengo un paio di contatti su WhatsApp. Uno è quello di una showgirl di esperienza, roba buona. E l'altro è quello di un mago orientale. Chiamale tu direttamente. E a questo punto
Io non vorrei contratto, Hai capito? Non può fare proprio niente, ah! Hai capito? Mi becco tutto così. Vabbè, Alfo, date buono. Ciao, ci sentiamo! Aspettando che questo mi mandi il messaggio su WhatsApp, contatterei l'animatore della serata. E log da voglio. Che hai detto? E log, adesso, a chi ti voglio chiamare? Non saprei. Chi abbiamo in elenco? Ok, Norchia, mostra elenco presentatori. Esecuzione. Con questi qua ci vogliono un sacco di soldi. Aspetta, Simone si può fare. E chi è questo qua? È l'unica che puoi chiamare. Ti ricordo che usi questa parola vicino a tutti i nomi con i quali pensi che si possa lavorare. Sì, lo so bene, però non mi ricordo di chi si tratta. Qualcuno mi avrà dato questo numero. Ho il suo contatto su WhatsApp. È possibile videochiamarlo? Azza, ti facevi più scemo. Bravo, videochiama. Avvio videochiamata. Pronto? Buongiorno, sono Alfonso Curcio, impresario teatrale. Buongiorno signor Curcio, ditemi. La chiamo perché sto organizzando una festa di piazza e tra i miei contatti ho trovato il suo numero. Mi dà conferma che lei è un intrattenitore presentatore? Sì, è proprio questo il mio lavoro. Perfetto, mi dice con chi ha lavorato? Ha già avuto esperienze di feste di piazza? Sì, ho fatto Miss Marina di Camerota, la sagra del tortellino. A Bologna? No, a Lettere. Paese che vai, tortellino che trovi. Inoltre da 2 anni sto organizzando ottobre a Roccaraso. Come mai ottobre? L'inverno è pieno perché ci vanno a sciare, l'estate è piena, si vanno a pigliare frisci, a ottobre non c'era tanta gente, quindi abbiamo organizzato ottobre a Roccaraso. Con questa iniziativa avete portato gente? No, è proprio ottobre che non va. Ma torniamo a noi, diamoci pure del tu. Il 27 prossimo saresti libero? 27, dunque i miei impegni finiscono il 25, quindi per il 27 sì, sono completamente a tua disposizione. Ma dove si fa questa festa? Spray a mare, lo conosci? Spray a mare in Calabria? Sì, proprio là. Ah, benissimo, e certo è un po' lontanuccio, Questo non è un problema dal momento che è previsto un rimborso spese per il viaggio. Bene, per me invece che cosa è previsto? Simone, è bene precisare che la festa è importante per il paese, ma è vero pure che il borgo è piccolino e non ci sono molte risorse. Insomma, veniamo a noi, signor Alfonso, e quando guadagnerei io per questa serata? 50 euro. 50 euro per le spese di viaggio? No, 50 euro per te, 20 euro di spese di viaggio più il cestino vivante. Certo, ci stavano non vuoi che paghi? No, non se ne parla proprio. Tu stai prendendo il meglio con il mio nome. Stai prendendo uno di esperienza. Sì, però tu di no difetto. Qual difetto? O difetto. Ma no, quella è una cosa che mi viene quando mi nervosisco, quando si parla di soldi. Non ti preoccupare, nessuno è perfetto. Vedi a me, mi non sono troppo generoso. Vabbè, ho capito, facciamo 50 euro e non se ne parla più. Esatto, non ne parlarmi più. Ti manderò la scaletta dello spettacolo tra qualche giorno e ci sentiamo un paio di giorni prima del 27. Va benissimo Alfonso, d'accordo. Ciao Simone, mi raccomando, vieni calmo, se no siamo rovinati. Non ti preoccupare, ciao. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Spray a Mare. E beh, che fai fusce? No, qua scemo, sto solo immaginando l'inizio dello spettacolo. Se vuoi posso immaginarmi pure la fine. Perfetto, vogliamo sei messo a disposizione. Ok Norchia, apri il primo link. Composizione numero per videochiamata a Milli Scalucci. E questo deve essere la showgirl. Pronto? Buongiorno signora, sono Alfonso Curcio, impresario teatrale.
Sto organizzando la festa di Piazza Spray a Mare e ho avuto questo contatto da Gaetano Cuomo. Ah, che caro Gaetano, dimmi pure. Niente, come le dicevo, il 27 del mese prossimo c'è questa festa di piazza. Ho già ingaggiato un presentatore, adesso mi servirebbe la showgirl per la serata. Posso parlare con lei? C'è disponibilità per il 27? Devo controllare in agenda, però diciamo che per il 27 sono quasi sicura che è tutto libero. Benissimo, mi fa piacere, però vorrei sapere qualcosa di più, un curriculum, ad esempio canto, danza. Caro mio, qua esperienza quanta ne volete. Abbiamo lavorato con i nomi più importanti del teatro, in quanto a danza e canto, che va già a dire, sta mica a casa mia. A questo punto rimane solo da stabilire il compenso. Qual è il suo cachet? Guardate, proprio perché siete stato presentato da Gaetano, facciamo cifra tonda, 500 euro e non se ne parla più. Signora, 500 euro purtroppo non rientra nella possibilità di questo evento. Ho capito, festa paesana. Facciamo così, 400. Signora, chiudiamo a 300, con la certezza che in seguito lavoreremo anche meglio, però a questo punto mi ha da favore. Che cosa? A vostra figlia. A mia figlia. Io una figlia tengo, maschera, Lucio. Ma allora la showgirl chi è? Ma come chi è? Son ghiglia. Allora, visto e considerato, ma soprattutto visto. Anzi. Ehi, Giulino, fermate allora. Voi non mi conoscete, ma verità così, sono per la casa. Ma io sulla scena mi trasformo. Voi avete pensato che la prima cosa mettere la parrucca bionda. Ah, sotto la parrucca, tutto molla tirata, così, un busto che stecca e balenga, mi fa una vita tandella. E a parte che ho puffappa sistemata, cacco 12, e la vita che bere. Comunque io posso offrire solo 100 euro con spese di viaggio incluse. Ma come 100 euro? Io in passato ho avuto cascetto millenario. Sì, a canzonissima. Mo che vuoi dire? No, è che prima ci davano più soldi e lo sanno tutti che ormai l'economia è ferma. Dai, Milli, accontentami. Vabbè, facciamo 100 euro. Però tacco 12, non può mettere la volta passata stiva ricettando. Non ti preoccupare, non fa niente. Sente, ci sentiamo qualche giorno prima del 27, Pascaletta, ci mettiamo d'accordo? Sì, perfetto, ci sentiamo verso il 25. Un'ultima cosa. Dimmi, a fuori. Il cestino vivante per gli artisti prevede un sandwich fatto con il pane di qua e un po' tustariel. Quindi provvedi tu, vieni già mangiato, portati qualcosa. Sì, o pane e tustariel, sta bene così. Almeno allora che tustariel trovo il pane, ci sentiamo. E il primo braccio che è lei. E abbiamo chiuso un altro contratto. Certo, ti è costato un po' in più e potevi risparmiare il cestino, ma che la... ce la fa? Vabbè, però hai visto che ho inconciato? Artisti di esperienza. E poi canta e ballo, hai sentito? Se la fanno a casa sua. Sì, si mettono tutte e tre annanzi alla televisione con la copertella in coppia e cos. Ma l'asciugata proprio, avanza ancora i soldi. Gigino carissimo, come stai? Come sono, che fa? Io proprio a te stai pensando da stamattina, a te e al tuo gruppo. Ah, allora è arrivata la Banesia? Non ho capito. Sono arrivati i soldi? Gigi, ma pensa sempre la stessa cosa, lascia stare i soldi. Pensa piuttosto che il 27 del mese prossimo ci sarà un'altra serata per il tuo gruppo. Mi fa piacere, ma tu sai che non è per me, quindi voglio passare nel mio sanavino. E tu falli salire sul marciapiede. A così vanno a trovare sorda. Fu brava. Il 27 del mese prossimo mi serve il tuo gruppo, c'è una festa di Piazza Spray a Mare. Spray a mare? Forse vuoi dire praia a mare. No, Gigi, Spray a Mare, stanno proprio giù un colpo. Uff, vede meglio. Tengo il suo presentatore a sciogliere. Ma mancano solo i musicisti. A questo punto venite voi e facciamo uno punto. Ma a me mi fa piacere, ma sono gli stessi soldi dell'anno scorso. Uguale, la stessa cosa. In più devi sapere che sto organizzando la festa di San Catello a Castellammare. La città è grossa
Sarà una cosa veramente grande. Indovina chi verrà a suonare? Sempre noi a fo. E chi se no? Picciò, non mi fa venire a collere, Cicci. Vamo a foggi, capito? Allora ci vediamo il 27, spray a mare. Ma io mi raccomando, venite belli carichi, Vamo a fo, ciao ciao. Ah, senti a fo. Dimmi. Ti manda salutando Sorata. Ciao, aio. E qui dobbiamo calcolare 250 euro per i ragazzi, 5 di loro. Solo per dire che qua gli artisti si pagano, Chi sta chiamando nata volta? I parenti ci sono stitti e ci lo fanno male. Uè Peppi, che si dice? Tutto a posto? Ma quanto tempo ci metto per rispondere? Tutto a posto, ma e a casa dove come stanno le cose? La zista sempre arziclati, Come picciarella, Peppi che re? Tu l'hai sentito un po', ma ci saputo che stai organizzando una festa spray a mare. Stai diventando importante, fratello. Che ti devo dire? Te lo ricordi il mondo dello spettacolo? Problemi, pensieri, pochi soldi. Guarda a te che ti sei tirato fuori. Hai piato posto a scuola, sei una mattina e te ne va tu pensiero. Poi è una gabbia dorata. Io sono un artista, è il mio destino. Del resto, o nonno suonava, a nonno pure cantava, o zio, primo violino dello Sangaro. Tu, grande impresario, è il sangue che urla. È il sangue che devi gettare. O nonno zio, tenevano in qualità. Tu, papà, non me ne volevi, ma sei state sempre scarzolini. Sì, lo so, infatti ho abbandonato gli strumenti, li ho abbandonati però, li ho messi da parte, adesso sto cantando. Mamma mia, veramente devo mettere a cantare? E come fai senza la musica sotto? Ho costituito un duo musicale e ti voglio presentare il maestro che mi accompagna al pianoforte. Prego, maestro! Il maestro Riccardo Subbi. Piacere, maestro! Ti voglio ricordare che il maestro ha suonato con i migliori artisti nei posti più esclusivi e ha perfino accompagnato cantanti a Sanremo. Sì, con la macchina. Comunque noi ci stiamo preparando da tempo e sinceramente ci sentiamo pronti. Pronti per che cosa? Abbiamo registrato il nuovo CD e lo vorremmo presentare in piazza a Spray a Mare. Ma tu fai il rock duro, ma ti pare che potrebbe andare bene per la festa del patrono? Ho cambiato genere, canzoni d'amore. Se mi permetti ti faccio sentire la più bella del CD. E fammi sentire. Prego, maestro. Ma fossero poco su. Vabbè, il turbetto non era su. Voglio una vita spericolata, una vita come quella. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve. Una vita che non è banale, di quelle che non dormi mai. Oh, Ferma! Ma a me queste parole e questa melodia mi sembrano già conosciute. No, ma non credo. Che le sarà un mesetto che hanno fatto. Ci sanno più. Ma tu non sai a Napoli come fanno subito i CD falsi. Comunque Peppi non è cosa che viene a suonare, non ci stanno i soldi. Ah, non ci stanno i soldi? E non fa niente, che te c'è? Vuol dire che veniamo gratis, tanto bruciamo a fare pubblicità. Ma non da retta, che la senti a mamma? Da che le dici che ti faccio illudere? Ya, ti ho detto che venga senza niente. Vabbè, che ti devo dire? Sempre senza niente, sacrifichiamoci per la famiglia. Il paese lo conosci? Ci vediamo verso le 8:30 del 27 prossimo. Il 27 prossimo no. Ma che, non ci siete? Non si può spostare poca data, che ne so, il 26, il 28. Come ci spostiamo alla festa del patrono? Ma perché?
E tengo da fare, proprio 27, non potessi maneggiare. Scusa, ma che tiene a fare? E poi, io con Napoli. Beh, perché non vedi si disposta a partita? Disposta a partita, mannaggia, poi non fa niente. Vabbè, come tu. Allora ci sentiamo. Saluto Mazzi. Ciao, ciao, buonasera, ciao. Arrivederci, maestro. Arrivederci, maestro. Ti devo dire la verità, un po' mi dispiace. Il maestro era veramente in gamba. Sì, effettivamente, non hai visto che orecchio musicale? Comunque fammi fare i tuoi conti. Allora, togliendo le competenze della Onlus, restano 5.000 euro, meno 4.000 per il service, meno 500 per artisti, cantanti e presentatore, restano 500 euro. Possiamo ancora scritturare qualcun altro. Con 500 euro finalmente si può chiamare un buon artista. Ma perché? Fino a mo' che abbiamo chiamato? Certo, se ti piacciono a te. Ma non è questione di piacere o non piacere, qua si tratta di finanza. E che viene prima o poi, la finanza. Ma come è spiritoso, non perdiamo altro tempo, contattiamo l'altro indirizzo che mi ha mandato Gaetano. Composizione numero per videochiamata a Chanduin. Il mago. Vediamo. Pronto? Parlo con il maestro Chanduin? Sì, essere proprio io. Dimmi. Sono Alfonso Curcio, impresario teatrale. Sto organizzando una festa a Sprea Mare e vorrei fare qualche numero di magia. Lei mi conferma di essere un mago? Un mago? Io essere il mago. Va bene, il mago. Che numero di magia fate? Si possono eseguire in piazza? Sì, certamente. Io fare magia bianca, magia nera, magia a colori, faccio sparire cose, persone. Io faccio di tutto. Inoltre, io essere maestro delle discipline ascetiche. Faccio il fakiro. Interessante, purtroppo non mi intendo molto di magia. Mi potreste mostrare qualcosa? Certo, no problema. Wow, e a sta lista? Io essere sempre qui al mio posto. Sono spostato in altra dimensione. Magnifico, grande effetto. Piaciuto, vero? Ma quanto costerebbe portare questo spettacolo in piazza? Spettacolo in piazza vale freddo, spettacolo in piazza molto problematico, diciamo 1.000 euro. Molto bello il numero, ma non ci sono tutti questi soldi. Perché? Già fatti spalire tu? Purtroppo non sono bravo come voi. Il problema è dover dividere le risorse fra tutti gli artisti. E facendo due conti posso disporre solo di 100 euro. 100 euro? Oh, 100 euro è impossibile sparire. Con 100 euro al massimo posso fare sparire mano. È pure divertendo, maestro. Non scherziamo, non potete preparare un numero per questa cifra? 100 euro posso fare un qualche minuto di fakiro. Cioè, che significa? Che fareste? Fakiro prende chiodi e ingoia. Tutto qui. E facendo che devo trovare che magnotevo treno con tutta gente dentro. No, è che c'entra e che non mi pare una cosa così eccezionale. Oh, vero? E niente tu, noi siamo manzello. Maestro, io non ho girato molto, ma voi non mi sembrate proprio cinese. Perché tu conosci tutti i cinesi? No, me napolitane sì. Comunque vuoi venire a questo evento, ti sta bene? Sì, va bene. Come dire grande saggio, se ho posto 1.000 sono solo 100. Pigliatella, sono meglio. Esatto, come si dice a Sant'Antuono, accontentati che fai buono. Ci sentiamo qualche giorno prima per ulteriori accordi, va bene? D'accordo. E ricorda, per i tuoi spettacoli chiamo meglio. Ciao, non
Come dire saggio cinese, ma quando scema manda sto paese? Ma che dici? Non hai visto che grande artista? È scomparso sotto i nostri occhi. Però sul fatto che fosse un autentico cinese, qualche dubbio? E sarà un cinese mandarino, massimo un cinese virtuale. Mandarino, virtuale e pumarolo di schiatto in coppa. O parco, al fondo, ti trova la spesa fatta. Non scherzare, abbiamo ingaggiato persone di esperienza, di effetto. Addirittura di levatura internazionale con quest'artista. E poi non vedi come siamo perfettamente dentro il bilancio? Abbiamo risparmiato pure 400 euro. Chiamate in arrivo, numero sconosciuto. E vediamo chi è. Pronto? Pronto? Parlo col signor Alfonso. Io sono Don Michele, il parroco della chiesa di Sant'Ingordo. Spremare. Come no? Salve, in che cosa posso servirvi? Statemi a sentire, signor Alfonso. L'assessore Mangione mi ha detto che voi vi state occupando di organizzare la festa del patrono. È così o no? Come no? Sto contattando il fior degli artisti. Brava, figlio mia. Quello Sant'Ingordo se lo merita. Come si merita pure un bel addobbo di fiori, luci, candele. E io già ci ho pensato, ho ordinato fiori freschi e luminari proprio stamattina. E mi sono raccomandato di fare una speciale preparazione nella piazza, dove appunto la chiesa. Bravo. Ma dentro la chiesa ci hai pensato? In che senso, padre? In che senso? Tu devi pensare che il santo esce in processione dalla chiesa. E che facciamo? Lo facciamo uscire dalla chiesa spoglia a spoglia. Effettivamente, padre, non ci avevo pensato. Ma non c'è da preoccuparsi, basta che lo dico a Salvatore Dauria, Parchi Luminari, è la ditta che si occuperà di questo. Sì, la conosco, è in gamba, è un bravo guaglione. Ma tu devi sapere una cosa, che io devo dare conto pure ai miei parrocchiani. In mezzo a loro ci sta pure chi fa il fioraio, l'elettricista, Saveno. E chi è Saveno? Un sagrestano. Ma ti pare che se esce qualcosina da far guadagnare, allora io non ci devo pensare. Senza contare voi, caramelle e cioccolatini per i bambini vestiti da angioletti. Certo, padre, lo capisco. Ma io non so se l'assessore ve l'ha detto. Purtroppo il budget per questa festa è risicato. Però mi ha detto pure di contattarti, perché tu, da onesto organizzatore che sei, magari sei riuscito a risparmiare qualcosina per la chiesa, è vero o no? E infatti mi sono avanzati giusto 80 euro. Niente meno, 80 euro. Che dite, ce la fate? E va bene, facciamo cifra tonda, 500 euro, non se ne parli più. No, parliamo un altro poco. Non si può fare, non ci sono proprio 500 euro. E va bene, significa che devo dire all'assessore Mangione che va facile la festa senza la processione. No, non c'è bisogno di chiamare l'assessore, me la sto vedendo io. Non potessimo fare un po' di sconto? Un sconto? Ma ti faccio prendi tu e paghi uno, Alfonso. Padre, vi dico la verità, mi dovete credere. Mi sono rimasti 400 euro che tenevo da parte per qualsiasi emergenza. A questo punto li do tutti a voi con tutto il cuore. E che ti devo dire? Dal momento che ti viene così profondamente dal cuore, portami questi 400 euro e non se ne parli più. Grazie, Don Michele, vi sono obbligato. Obbligato, quando uomo che voglio, mi raccomando, ti aspetto, rimane mattina alle 7 in da parrocchia. Sant'Ingordo ti benedice. Ci vediamo presto. Quei 400 euro me li sentivo già risparmiati. Già miei. Te eri quasi affezionato, vero? Ma d'altra parte la festa non si poteva fare senza la processione. Non lo conosci il detto? Commercio sacrestano contra chiesa. Leva mano. E come no? Perché poi arriva sua eminenza e si piglia tutta la rimanenza. Comunque i giochi sono fatti. Prete o non prete, lo spettacolo è completo.
Vorrei pensare a come strutturare la serata. Vorrei abbozzare una scaletta. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Spray a Mare. Sono Gassugar. Oh, Mag. Ma santata, la moto c'è più scomparsa. Novità. Un pezzetto tra me e te, una 2 minuti a dagare e poi una cosa davanti a me e te. Bellissimo, ma si è fatto immaginare. Funziona, sarà un successo. E stavolta c'è 2 lì. Lascio mezzo in moto che sicura ma fui. Chiamati in arrivo. Numero sconosciuto. Un altro. Pronto? Sono Giuseppe Del Fiore. Ah, buongiorno, mi fa piacere che subito mi avete contattato. Dovete prendere anche i fiori per la chiesa. Forse non hai capito. Io i fiori non li prendo. Io i fiori li mando. Ah, ma nato guaglione controllato come che la foto? Guaglio, sono Giuseppe Del Fiore. Uccilincio. Uccilincio, un popone. Un Beppo, che posso fare per voi? Mo sì. Poi ho saputo che stai organizzando la festa di Sant'Ingordo. Io Sì, verissimo. Sto contattando il fiore degli artisti per il paese vostro. Voglio fare le cose per bene, ma fa parlare tutto quanto. Brava, così mi piace. La musica, la luce, la processione. E come no, proprio poco fa con Don Michele abbiamo programmato le tappe e la processione. Si ferma proprio sotto il balcone vostro. Bravo, Poi mi hai pensato proprio a tutto tu, Modestamente, Beppo, sono 30 anni che vivo di questo pane. Nel mio ambiente mi conoscono proprio tutti. Eppure una cosa te la sei scordata. Che cosa? I miei ragazzi che non possono vedere lo spettacolo. E che problema c'è? Vi riservo tutto il primo settore, 30-40 posti annanzi a tutto. Così anche i ragazzi vedono tutto bene. Se tu ancora non ne capite, I guaglioni miei, i guaglioni, capite? Non si possono muovere. Ah, mi dispiace, poverini, sono in ospedale. Tu là vai a fornire io ospedale. Non Beppo, perché? I ragazzi, come dire, sono in vacanza forzata, hai capito? Insomma, sono in collina, sul Poggio. Ah, stanno a Poggio. Scusate, io mo ho capito. Che dite? Ci facciamo un bel DVD della serata e ce lo mandiamo? No, noi facciamo un'altra cosa, ancora meglio. Noi chiamiamo un avvocato che li fa uscire per te. Così si vedono lo spettacolo al paese, insieme a tutti quanti. È meglio. Non Beppo, non a caso siete quello che siete, una pensata di cuore. Bravo, ecco, io ci metto il cuore. E tu 5.000 euro. 5.000 euro? Ma perché? Quando serve per l'avvocato. E non un centesimo di meno, Ma come si fa? Come si fa? Tu dici che sei un ottimo organizzatore. Sono sicuro che sei capace pure tu di fare uscire questo contributo, diciamo così, no? Come se fosse, che ti devo dire, un onlus. Certo, sono un ottimo organizzatore. Vuol dire che va bene. Vi servirò senz'altro. A proposito, no, ma mi scordavo un'ultima cosa. Purissimo Giustino. Dite. Questa idea, diciamo, dei posti in prima fila, a me mi fa piacere, insomma, ce li devi riservare, ecco. Perché noi veniamo tutto quanti e poi vogliamo vedere lo spettacolo, ci vogliamo divertire e ci dovete far divertire. Mi sono spiegato. Comunque vada, sarà un successo. Con la presenza della famiglia, il finale pirotecnico è assicurato. Questi qua sparano. Sparano? Mi uccidessero. Chi se ne importa? Tanto questa vita, che mestiere in merda. Devo avere a che fare che scemo e con l'illuso.
chiama chi, impegna quell'altro. Tutti si sentono sfruttati, come chissà quanti soldi mi mettessi in tasca. Poi arriviamo alla vita e si piglia tutte cose. Ma che vita è questa? Non ti preoccupare, sta vita finisce presto. Fai iniziare lo spettacolo. Ma ti sembra il momento di scherzare? No, che c'entra? Era per risollevarti, per aiutarti. Per aiutarmi? Sicuro, ma come faresti senza di me? Alla fine per te sono come un amico. Certo, un amico, l'amico di troppo. Come di troppo? Ho appena fatto un sacco di cose per te. Ah sì, fai un sacco di cose. Allora fa così, mettiti bella e organizzati il tuo spettacolo. Io sto ancora a tempo per andare a buscare. Ma capite? Me ne vado, viratello tu. State buono. Composizione numero. Pronto? Pronto, parlo con Paolo Bonolis. Buonasera. Salve. Salve, io sto organizzando una festa di piazza a Spray a Mare. Ho già un cantante, un presentatore, la showgirl.